Una brava persona. Questa è la definizione unanime per Javo Mohamed, il 47enne del Gambia morto improvvisamente giovedì scorso di infarto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta verso la Caritas. Caritas dove da 10 anni aveva deciso di offrire la sua vita per gli altri che come lui avevano affrontato il deserto e il mare da profughi. È arrivato in Italia il 6 maggio 2011, è arrivato qui a Treviso, dopo essere approdato a Lampedusa il 29 aprile. E l'insegnamento che lui ci lascia è che c'è sempre un desiderio di bene che anima la vita e che ci unisce, quindi per lui non c'erano differenze di colore, di religione, di qualsiasi tipo. Lui era sempre disponibile. Javo, che aveva studiato nella Libia di Gheddafi, avrebbe potuto fare fortuna nel nord Europa come molti altri suoi compagni di viaggio. Invece ha deciso di usare il suo talento qui. Lui sapeva ben 12 lingue, fra quelle veicolari come l'inglese, il francese, l'arabo, e poi sapeva molti dialetti dell'Africa, quindi riusciva a tessere relazioni anche dal punto di vista linguistico con molte persone, ma il linguaggio che lui si è testimoniato con la sua grande fede, perché era un uomo di grande fede, è stato proprio quello del linguaggio dell'amore, dell'accoglienza, della comunione. Javo era anche l'esempio quotidiano di condivisione e non conflittualità in nome della fede. E sarà ricordato così questa sera nella Casa della Carità con una messa e poi venerdì sempre nella sede della Caritas con un rito musulmano. Lui era un musulmano credente, ecco, anche se rispettoso, perché è interessante vedere proprio anche la sua curiosità nel leggere anche il Vangelo, la Bibbia, nel confrontarsi, diceva sempre c'è comunque un unico Dio al di là di cristiani e musulmani o ebrei e altre cose. Noi speriamo che la sua testimonianza continui ad essere viva e presente e a riscaldare il nostro cuore, anche se già da ora ecco, la sua mancanza si sente.